Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Di nuovo Brescia in tavola, riassettati, bravo, oggi vi raccontiamo i malfatti agli spinaci, eccoli qui. Una ricetta velocissima, Sì. ma buonissima. Allora, abbiamo sito. Gonde le sale nostre spinaci, quando è cotte, gonde strecale per far coperto tutto l'acqua che le gacciapat. Gunque le fa un saltan padelo con un po' di olio, un po' di sale. Quando è bei suc, e metto dentro padelo con un po' di grano, un po' di pagratate e un fino a una bella consistenza, né troppo duro né troppo morbido, la cadessa piuttosto morbido che duro, ma raccomando. Gonde c'ha pa ducchi già e gonde forma delle quenelle. Del quenelle, francese. Piantela lì, anche un te la stropo, La stropo! So mio cosa l'è la stropo! Ma che bontà! Ma che bontà! Valentina, stropo, la stropo. La scopa? La scopa, la stropa e la scopa. Boh, qualcosa di simile? La mamma, la nonna, la zia, non ti ha mai detto, o lo zio, il nonno, insomma, piccoletti che ci dicevano te correre con la stropo. Ma no, era una bambina buonissima, quindi... Bambina buonissima. Eh sì. Una volta invece piccai fiei con lo stropo. Aie. Le gambe. Faceva male. Sì. Anche voi avete ogni tanto il figliolo. No. Lo stropo quindi che cos'è? È come una verga, piccola. Di paglia. Struppi lì. Una frusta. Un frustino. Sì. Chi lo usa la stropo? Lo usano i contadini con le mucche, in campagna. Sì, lo facevano. Una volta. Lei non ha mai... No, lei era una bambina bravissima. No, qualche volta mi hanno anche strappato i capelli. Ma... I maestri una volta usavano la stropo. Sì. Oggi non più. No. Capì cosa è la stropo? Te la fo center! Salampiante mio lì da Ma mamma falase. con te la usava la stropa. Mai! È sempre stato buono fisso e sisme. Ma io, ciao, niente. Vabbè, il fuscello insomma, bravo. da usare opportunamente coi bimbi e le bimbe marachelle. Sì. Sarò al discorso. Allora, formate le nostre quenelle con i nostri già, metto mandando tutti i nostri riduli che con fate spinasse. Tanto venirà mai preciso e va benissimo in sé. È giusto così, si vede che è fatto in casa. Gonde infarinai nella farina bianca e fungirai per là. Fomboer la nostro bello pignato di acqua salato e piano piano che sbatondete i nostri malfatti agli spinaci. Quando io cozzo, i sculom, i mettum in una bella terrina, e i consum con il solito burro e salvia. Guardiamo una bella spolverata di grana, mettiamo il nostro burro e salvia e è pronti da gustare. Nella terrina. Terrina è la figlia di Terry. Terrina, no, non può essere, tu conosci. Dai, lascialo stare, Lasciamo stare, andate a gustare anche questa ricetta alla trattoria Villa Glori, va bene? Yes! Hai fatto una protesi nuova? Ma perché la lì? Sembrava così a guardare il dente. Alla prossima, ciao, grazie. Ma che bontà! Le ricette e le puntate di Brescia in tavola sul sito internet bresciaintavola.com.